Chuck si gira, al via le riprese agrigentine del giovane Montalbano. La fortunata serie della Rai prodotta dalla Polmar ha scelto la Scala dei Turchi di Realmonte, un ristorante di Porto Empedocle ed anche Agrigento, per girare delle scene. Ecco la produzione in sopralluogo nella nuova piazzola panoramica sulla Scala dei Turchi creata ad hoc. Abbiamo deciso di ambientare qua due scene in cui ci saranno i nostri protagonisti della serie, Michele Riondino e Sara Felberba. E una di queste sarà appunto realizzata in questa piazzola che il comune sia di Realmonte che di Porto Empedocle ci ha regalato, insomma, sia alla scena in sé che poi al posto che merita e una vista su questo bellissimo paesaggio. Questa è una sorta di anticipazione rispetto al tabellino di marcia perché il Montalbano giovane, per intenderci, era già in produzione e queste riprese sono, diciamo, una bella sorpresa che abbiamo avuto dalla produzione, che ringraziamo la Fondazione Camilleri coinvolta in questo percorso e ringraziamo il comune di Realmonte che ha messo a disposizione alcuni interventi in quest'area che è stata scelta dalla produzione, che servirà certamente per girare le scene, ma diventerà sicuramente un belvedere destinato a durare nel tempo, non solo al ricordo della produzione televisiva, ma al ricordo di questi luoghi che veramente sono impareggiabili. Un posto che abbiamo risistemato, l'abbiamo fatto con i tecnici del comune, i nostri operai, una ditta esterna. Siamo riusciti un po' a ripulire quello che era il luogo, perché questo era un posto dove era adibito a una vecchia discarica di inerti. Abbiamo ripristinato tutto, abbiamo sistemato, abbiamo piantumato delle essenze autoctone, quindi del posto, e lo rendiamo un po' più vivibile, più bello anche al turista. Porto Empedocle, Agrigento e Realmonte si collegano anche a Ragusa, viene chiamato distretto Camilleri. Noi come distretto turistico ci stiamo agganciando a questa idea di fare in modo che la vigata letteraria pensata da Camilleri si congiunga con la vigata della fiction, quella televisiva, che grande beneficio economico turistico sta dando a quei luoghi, ciascuno con la sua specificità, ma tutti insieme legati a questo formidabile veicolo che è la produzione di Montalbano, presente in tantissimi paesi d'Europa e in tutti i paesi d'Europa in cui esce con grande successo. Vedi per esempio il successo che sta avendo non solo in Inghilterra ma nei paesi scandinavi.